Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo live dall'Antonino Licaoli di Piana degli Albanesi, provincia di Palermo e San Giorgio Piana Athletic Palermo, giornata numero 28 del girone A di eccellenza siciliana. Batte Concialdi la sua traiettoria in mezzo per il colpo di testa di Raimondi sul fondo. Passaggio tra le linee, Pace di prima per Torres, ancora Pace, la conclusione, traversa, il colpo di testa di Maltese, Romano la blocca, che chance per il Piana, ancora Maltese, larga per il cross di Giorgio Chinnici, non la prende nessuno in area, ancora Maltese, non c'entra la porta, adesso sì, quasi sulla linea l'intervento, quel colpo alto di Graci. Pace lascia tutto a Giorgio Chinnici, di testa il colpo centrale di Maltese. Concialdi, cross in mezzo, di testa Spinola ci arriva, poi la correlazione, il gol in porta di Domenico Mistretta, 1-0 Athletic, alla prima vera occasione della partita dei Nero-Rosa, tutta la panchina in campo. La battuta di Spinola, centrale per Sise. Attacca la palla, attacca la palla. Occhio a Torres, dentro l'area, risponde Valenza, ancora Torres insiste. Riprende Pace. Potrebbe crossare. Effettua il cross Romano, un po' in difficoltà in due spazzare il tiro. Provato da Torres, ancora il pallone che scorre. Va fuori. Vedremo che secondo tempo sarà nessun cambio all'intervallo. Attenzione a questo lancio lungo percorso. Romano in angolo. Pace. Tanti palloni di prima. Cerca di allontanare Crivello. Poi il tiro di Torres. Deviazione di Raimondi. Spinola e spalla alla porta. Calcia. Diagonale fuori. Si procederà con il Piana in 10. L'espulsione di Pace al 68esimo. Un recupero Athletic apprezzabile. Avanti verso Matera, pallone in mezzo al campo da Mazzotta, si sei fuori, Mazzotta! Da centrocampo, 2-0 Athletic, la chiude così la capolista con la difesa del Piana assente, tutti da abbracciare, Antonio Mazzotta. Triplice fischio ufficiale, 2-0 dell'Athletic Palermo sul campo del San Giorgio Piana.